Ma io ho deciso insieme al direttivo ANPI di parlare in modo specifico di qualche episodio di resistenza a Chioggia. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 si venne a costituire a Chioggia il primo nucleo della resistenza chioggiotta che si raccolse attorno al Comitato di Liberazione Nazionale. Chioggia era una città costiera strategica e le azioni includevano informazioni, sabotaggio e guerriglia contro l'occupazione nazista, nonché la promozione di una capillare propaganda clandestina tra la popolazione. Due erano i periodici che circolavano, il Patriota e il Proletario. Lo scambio di informazioni con i comandi alleati era costante grazie anche alla cooperazione di infiltrati negli uffici comunali. Ricordo per tutti Pietro Pescara, coraggioso resistente, così come la resistenza passiva della gente comune. Ai chioggiotti non puoi togliere la libertà, liberi nel mare, ma sopportano le limitazioni in terra. I chioggiotti sono fatti così, ora come allora. Sconfitti dagli alleati, fu avviata da parte del comando tedesco la smobilitazione del locale presidio, ma la partenza del contingente di truppe procedette in maniera concitata sotto la minaccia di una ritorsione tedesca che avrebbe visto la distruzione della città. Scongiurata tale eventualità grazie alla mediazione di autorevoli esponenti della resistenza clodiense, uno per tutti Aldo Varisco, si profilò il 26 aprile 1945, quando l'aviazione alleata dava l'ordine di radere al suolo la città. Per fortuna i capi della resistenza chioggiotti captarono quella notizia e diffusero l'appello di illuminare con qualsiasi mezzo ogni spazio a disposizione per avvisare i capi squadriglia della già avvenuta evacuazione da parte delle truppe tedesche. Così avvenne. Furono accesi fuochi in tutta Chioggia che si incendiò letteralmente, sventando così il pericolo. L'episodio segnò l'epilogo della storia della resistenza chioggiotta, che anche simbolicamente riuscì a saldarsi nel momento dell'estremo pericolo con la generale volontà di liberazione e di pace voluta dal popolo. Vorrei ora, in ideale continuità con Monti Otilla Pugno che abbiamo omaggiato a Vigo e durante la festa della donna l'8 marzo e alla quale è dedicata la sezione locale dell'ANPI, portare la testimonianza viva, palpitante e con occhi di quasi bambina della figlia Lucia Pugno. Tale testimonianza è agli atti di Iveser, Istituto Veneto per la Resistenza con sede a Venezia. È una dodicenne Lucia, tanti ne aveva quando entrò di fatto nella resistenza di Chioggia, che racconta gli accadimenti di allora come li vide e come ne serva ricordo. Lucia, nata nel 1931, aveva circa 12 anni dopo l'armistizio dell'8 settembre, piccola ma abbastanza grande da capire cosa stava succedendo. Subito dopo l'armistizio, dice Lucia, ho assistito a Chioggia ad un disastro. Lei abitava in Rivetta Vigo. 2 navi italiane sono state bombardate al rientro dalla guerra da aerei tedeschi, proprio in laguna. Gente che moriva e altri poveri ragazzi che riuscivano a mettersi in salvo aiutati dalla popolazione. L'ospedale era pieno di feriti, anche sulle scale, che lei vedeva quando andava a trovare il padre morente. A Vigo Lucia abitava a fianco del comando tedesco installato presso l'Albergo Italia. Una gran paura e sulla riva di Rivetta Vigo le barche tedesche erano piene di armi. Nella casa si respirava un atteggiamento di contrasto al regime, già piena delle idee anarchiche del padre di Lucia. A un certo punto una concittadina chiese aiuto a Otilla per nascondere un partigiano. Otilla offrì la sua casa di Rivetta Vigo. Il partigiano era Antonio Ravagnan, futuro marito di Lucia e futuro primo sindaco di Chioggia nel dopoguerra. Era in condizioni orribili, sporco, pieno di pidocchi per via della clandestinità, faceva pietà. Da allora, grazie a questo partigiano, la casa di Otilla e Lucia diventa il centro organizzato del CNL di Chioggiotto. E poi c'è la Vituglia, una donna del popolo molto anziana,
che si vestiva come le donne chioggiotte di allora, gonne lunghe e scialle in testa. Portava da mangiare e, insospettabile, portava i messaggi ai partigiani sparsi ovunque, anche in campagna. Di passaggio in casa di Otilla c'erano molti ricercati. Era difficile, mancava il cibo, mancava tutto. Poi Otilla provvedeva a divulgare assieme alla Vituglia i messaggi per i partigiani. Otilla era una donna intelligente, di carattere, decisa, molto forte. Successivamente vennero portati in casa anche armi che venivano nascosti sui balconi, tra le doppie finestre. Lucia ha 12 anni, ma viveva le ansie e le paure degli adulti. Veniva anche il capo del CNL a Chioggia, Varisco, che aveva carattere opposto a Ravagnan. Il primo più avventuriero, Ravagnan più politico. Tra i due avvenivano discussioni che Lucia ascoltava affascinata da questo mondo in subbuglio, dove regnavano ideali alti, un futuro diverso, fatto di libertà, crescita sociale, un mondo nuovo, una Chioggia risorta. Anche la famiglia di Tony Ravagnan fu perseguitata a causa del ruolo del figlio, controlli, perquisizioni, interrogatori. Ben presto anche Lucia, proprio per la sua giovane età, cominciò a portare messaggi, vettovaglie ai partigiani nascosti. Doveva attraversare tutto il corso fino alla colonna di Vigo, dove c'erano gli articolati di filo spinato controllati dalle sentinelle tedesche. Passava inosservata e invece aveva informazioni fondamentali. Tutto quello che udiva in merito alla guerra lo riportava alla madre e a Tony. A Lucia capitò di udire gente che passava sotto casa e si rammaricava che Ravagnan non fosse ancora stato catturato. Era un gruppo delle bande nere, la banda Carità, ritenute terribili. Quando prendevano i partigiani li stiviziavano, li torturavano, erano gli italiani fascisti. Questa banda catturò tra gli altri padre Carisi, Ivano Rossetti, allora ragazzino. L'atmosfera era di paura, ma anche di avventura. C'erano incursioni tedesche e a Lucia capitò di vedere aerei colpiti che cadevano in mezzo alla laguna. Un giorno le diedero un plico di materiale da impostare. Era la richiesta di resa alle truppe tedesche, le condizioni che venivano poste ai tedeschi di arrendersi. Sapeva che quella busta era molto importante, aveva l'impressione che tutti sapessero cosa portava e sentiva il peso enorme della cosa eccezionale che lei, tredicenne all'epoca, stava facendo. Arrivata alle poste consegnò la busta, sentì di aver compiuto, ed era così, una grande impresa. Quando arrivò il momento della liberazione, Lucia ricorda le mine messe dai tedeschi nella fabbrica di cemento dove aveva lavorato suo padre e sui ponti, allo scopo di far saltare in aria la città. Con sua madre avevano fatto amicizia con un tedesco bonaccione che frequentava la loro casa. Lucia era incaricata di fargli domande, apparentemente ingenue, e gli chiedeva cosa trasportavano le navi che c'erano in porto. Nell'altra stanza, ben nascosto, Tony Ravagnan ascoltava. Un giorno con lui, un ingegnere e altri, Lucia visitò la fabbrica di cemento dove aveva lavorato suo padre e vedendo le mine chiedeva con fare innocente come fare a neutralizzarle, e il tedesco glielo mostrava. Gli operai erano lì e capirono come si doveva fare. Quando se ne andarono, le mine furono disattivate dagli operai. Anche loro potevano saltare in aria in quella fabbrica. Forse quel tedesco aveva voluto aiutare. Otilla lavorava in una fabbrica di pesce e aveva spesso la febbre per il tipo di lavoro, ma voleva avere i soldi per mandare Lucia a scuola. Frequentava le medie e le altre scolare erano tutte di famiglie fasciste, ma di scuola ne facevano poche a causa dei continui allarmi. Dopo la liberazione, iscritta tutta la famiglia al PC, Lucia subì delle discriminazioni. Ad esempio venne rifiutata dalle canossiane, che a dire di mia madre, pure lei discriminata dalle canossiane perché di famiglia socialista, erano certamente di fede cristiana ma anche monarchica. Dopo la liberazione gli alleati erano diffidenti verso i partigiani, non volevano che prendessero il sopravvento e fecero consegnare tutte le armi. Andarono a casa di Otilla, le armi erano state buttate in laguna, nonostante la perquisizione negativa.
Accusarono ugualmente Otilla di nasconderle e la portarono in prigione. Assieme a lei c'era un veterinario, il dottor Bonivento, Egidio Perini e il dottor Borsatti, tutti a Venezia. Dopo circa un mese li rilasciarono. Era stato un gesto per dimostrare chi era più forte. Quando arrivarono gli alleati, Lucia vide una jeep sulla quale, davanti al parafango, stavano seduti due noti fascisti che davano l'impressione di essere stati loro i liberatori, coloro che avevano salvato Chioggia. Lucia non capiva questo comportamento, non erano i partigiani che avrebbero dovuto meritarsi gli elogi, la considerazione degli alleati, ma in realtà molti si dichiaravano fascisti per convenienza o si erano dichiarati per il posto di lavoro e per essere tranquilli. Comunque a Chioggia i momenti più duri vennero dopo l'armistizio, con la Repubblica di Salò. Il fascismo venne rifondato con metodi più criminali del nazismo. I giovani volontari erano violenti, avevano le armi e sparavano, avevano fatto una scelta. Lucia subisce discriminazioni anche molti anni dopo, nel mondo del lavoro, la scuola, il pregiudizio costante, tant'è vero che quando ha intenzione di fare una proposta la fa illustrare a qualche collega amica, altrimenti non passava. L'anniversario della liberazione venne ricordato ogni anno a casa di Otilla e Lucia. A 15 anni si fidanza con Antonio Ravagnà, che sarà il primo sindaco eletto nel dopoguerra nel 1946. Aveva 24 anni. Chioggia era uscita disastrata dalla guerra, la disoccupazione era alta, molte barche distrutte, donne vedove a causa delle mine scoppiate in mare, la miseria era assoluta, così come mi raccontava molta gente che ora non c'è più. Per dare lavoro ai disoccupati, Toni pensò di far interrare l'isola dell'Unione e anche la Tombola, prima circondata dall'acqua. Sono state costruite le prime case al posto di quelle pericolante, le case operai in Tombola, avviando anche il progetto del nuovo ospedale ed il porto di Valdario, nonché la progettazione dello stadio Ballarì. Tutto venne lavorato dalla giunta di Toni Sindaco. Tutti quelli che lavoravano con lui erano stimolati a fare di più, a dare di più. Vi era un fervore, un desiderio di cambiare il destino di Chioggia, l'idea di far valere il diritto dei più poveri, fino allora ignorati, dei più deboli, e anche di dover pagare se si commetteva qualcosa che violava i diritti dell'altro. Lucia Pugno ebbe la fortuna di nascere in una famiglia e avere un compagno che le diede un'identità e forza sempre nel segno della giustizia e della libertà. Ora Antonio e Lucia non ci sono più da molti anni e nemmeno i loro figli, mancati troppo presto. La storia siamo noi questo campo di grano, così cantava Francesco De Gregori. Alle nuove generazioni si è ricordato e insegnato quel periodo terribile, la guerra di allora e purtroppo quelle di oggi. Si è insegnato dalle famiglie e dalla scuola che giustizia, libertà, aggiungerei generosità e pace, sono parole che hanno un enorme valore, non sono stanche ripetizioni, ed è con queste parole che vogliamo fare la storia di Chioggia e dell'Italia.